Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 12 giugno. Ieri era l'11 giugno, festa dei Santi Patroni, giornata dedicata alle bancarelle, corso del popolo chiuso, quindi in modalità mercato del giovedì, chiuso dal Duomo fino a Vigo. Accesso interdetto ai veicoli, sia per chi sopraggiungeva dal Duomo, sia per chi giungeva da Calle San Giacomo. Solitamente in queste occasioni c'è il sempre gentile personale di ADA a indicare a chi sopraggiunge che l'accesso è vietato ed eventualmente a spiegare le motivazioni e indicare percorsi alternativi. Ieri il personale ADA non c'era, ma non sembra che la segnaletica l'abbia sostituito egregiamente, tutt'altro. Non c'era segnaletica dalla parte della Porta Santa Maria ad indicare che non si poteva accedere in corso e la deviazione obbligata che da giorni, causa cantiere sul ponte, sta costringendo a percorrere via Cavour si concludeva con un divieto d'accesso alla stradale del Duomo che non veniva rispettato da tutti, zona ZTL dall'altro canto. D'altra parte da San Giacomo, mancando agli addetti di ADA a rafforzare il divieto di accesso, oltre alle moto che comunque in San Giacomo trovavano da parcheggiare, è passata anche un'auto, il cui conducente alla fine è entrato in corso per fare manovra e tornare sui suoi passi, cose che di solito con gli addetti ADA presenti non accadono. Ci si chiede come mai in questa importante occasione in cui il loro contributo sarebbe stato utile non siano stati presenti. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Bene, allora siamo qua con il professor Lucio Gentilini. Questa diciamo è una seconda puntata perché l'ultima volta che l'abbiamo registrato a me dicono che sono matto e un pochino anche lo sono, sinceramente. Faccio i bagni freddi in inverno, le docce fredde, hai capito? E tu l'ultimo viaggio in Afghanistan. Ieri guardo Facebook e vedo che c'hai le foto in Libia, allora dico chiamo subito, sei stato anche in Libia? Sì. E sei appena tornato immagino. Sì, sono tornato una settimana fa. Perché tu le foto non le metti quando sei là, le metti quando torni. Esatto, le metto quando torno. Primo perché i collegamenti internet là sono un macello o magari ti diventano costosissimi. In secondo luogo voglio sapere che sono lontano che sono stato là quando non sono più lontano, ecco. Infatti. Beh, raccontaci di questa nuova avventura in Libia. Allora, più che avventura, cioè non è stata un'avventura, è stato un viaggio di nicchia, veramente di nicchia, perché eravamo in 6, compresa la coordinatrice, e nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. Nessuna risposta da parte della Giunta della Regione Veneto all'interrogazione sul ripristino degli orari delle corse delle linee urbane di Chioggia. E non è che il futuro appaia meno nebuloso, afferma la consigliera regionale pentastellata Erika Baldin. Analoga interrogazione è stata fatta anche dal consigliere Montanariello, ma nessuna novità per entrambi. La proroga concessa scadrà a giorni, non sarà rinnovata. Non si sa ancora se il servizio andrà a gara e quando. L'unica cosa certa, afferma Baldin, è il disagio della popolazione, soprattutto quella anziana che ha visto dimezzare corse e rimuovere linee,
quelle verso il mare in particolar modo in stagione balneare. Si è a giugno, afferma Baldin, ma in questo caso si è avvolti nella nebbia. La Regione, come ACTV, sembra abbiano scordato che la priorità sono le esigenze dell'utenza e sottolinea la mancanza della filiera leghista tra Chioggia e Venezia in questo contesto. A giorni, infatti, il 15 giugno, ne abbiamo 12, scadrà la proroga. L'utenza si sta chiedendo come sarà organizzato il TPL, che linee e che corse saranno mantenute, quali subiranno eventuali e ulteriori tagli. Il trasporto è un servizio che non dovrebbe mancare in una città con 48.000 anime, ma al momento non sembra che si sappia ufficialmente nulla. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 12 giugno, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News, l'app chioggiaazzurra.it e siamo anche su X. Ciao a tutti.